Sebbene non siano tantissimi, ci sono oltre 52.000 lavoratori veneti che non hanno il certificato verde. Com'è possibile allora che nonostante queste assenze le imprese non abbiano segnalato alcun problema? Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA, i lavoratori veneti senza vaccino sarebbero scesi a poco meno di 273.000, il 13% del totale. Togliendo 220.000 occupati che regolarmente si sono sottoposti al tampone durante la settimana, in linea teorica rimarrebbero scoperti, ovvero senza Green Pass, 53.000 persone. Una cifra che, seppur non elevata, avrebbe comunque dovuto provocare dei contraccolpi di cui invece non si ha notizia. Forse perché le cose non stanno proprio così. La sensazione è che molti dipendenti siano senza Green Pass e stiano aggirando le disposizioni previste dalla norma recandosi comunque in fabbrica o in ufficio anche se non potrebbero. Nonostante nell'ultima settimana ci sia stata una forte crescita, per la CGIA risulta evidente che il numero dei tamponi eseguibili quotidianamente da farmacie e strutture pubbliche e private rimanga inferiore alle richieste, tanto che il commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliuolo ha chiesto alle regioni di consentire alle farmacie la realizzazione dei tamponi oltre l'orario di apertura e anche nei giorni di chiusura.